Prevenzione e una diagnosi corretta e tempestiva possono salvare la vita quando si affronta una malattia come il tumore. Far tornare mutuabile l'ecografia al seno è una battaglia per il diritto alla salute lanciata dalla nostra emittente. Secondo gli ultimi dati, infatti, il carcinoma alla mammella ha un'incidenza in aumento, colpisce una donna su 8, un dato che cozza con il fatto che al momento è garantita sotto i 50 anni la sola mammografia, un esame che però, soprattutto nelle donne più giovani, non assicura una diagnosi certa. La patologia al seno è una patologia in espansione e senz'altro con questo tipo di esami diagnostici preventivi si può, come dire, salvare tante vite umane. Attiene una delibera comunale per rendere l'ecografia mutuabile, è stata approvata all'unanimità. Anche il sindaco di Saonara è convinto che sia necessario alzare il livello di attenzione sulla mutuabilità dell'ecografia alla mammella, prendendo ad esempio quanto accaduto nel Vicentino. Mi sembra più che altro un atto di civiltà questa battaglia a sostegno della mutuabilità di una ecografia mammaria che è estremamente utile per prevenire il problema dei tumori al seno. Ecco, su questa materia non si può parlare di risparmi, io credo che sia assolutamente doveroso che venga reintrodotta la possibilità di mutuare questo tipo di esame.